Buongiorno da Sicilia 24, questi i principali argomenti di oggi. Notte di fuoco nell'Agrigentino, in fiamme una ditta di rifiuti a Ravanusa. Il sindaco chiude le scuole e chiede ai cittadini di non uscire da casa. Gela accoltellato mentre tentava di sedare una lite tra ragazze. Ricoverato a Catania in gravi condizioni un commerciante di 34 anni. La Sicilia si mobilita per la Palestina. In tutte le piazze la protesta raccoglie migliaia di persone che invocano la pace. Lezioni disertate in molte scuole. A Palermo, secondo gli organizzatori, in 20.000 alla manifestazione. Gino Cecchettin incontra gli studenti al liceo Cutelli di Catania. Ho trasformato il dolore in qualcosa per Giulia, così il padre della giovane vittima di femminicidio nella prima tappa di un progetto del Corriere della Sera. Palermo, firmato a Palazzo d'Orlean il contratto che avvia la procedura di realizzazione dei termovalorizzatori in Sicilia. 800 milioni il costo complessivo dei 2 impianti dell'isola. Calcio e vigilia di Coppa Italia per il Palermo. Domani rosa-nero in campo a Udine per i 16esimi di finale. Serie C, la Catania-Pescara, la doppia trasferta in 4 giorni. Possibile un cambio di sistema di gioco già nel derby con il Trapani, fermato ieri sul pari dall'Altamura, ed è profondo rosso per il Siracusa alla quinta sconfitta. Ben trovati, e noi andiamo nell'Agrigentino, esattamente a Ravanusa, dove è stata una nottata di paura e di fiamme. Il fuoco ha letteralmente devastato un impianto che si occupa di rifiuti. Il sindaco del comune, appunto, dell'Agrigentino ha chiuso le scuole per precauzione, chiesto ai cittadini di non uscire da casa per le esalazioni, appunto, che derivavano da questo incendio ancora non domato. Sentiamo Davide Sardo. Un maxi incendio ha devastato nella notte la zona industriale di Ravanusa. Le fiamme hanno colpito lo stabilimento Ecoface Industri, dove cumuli di rifiuti sono stati divorati dal fuoco. Abbiamo fatto l'ordinanza di chiusura delle scuole, ancora non ci sono risultati dell'ARPA sulla situazione di un eventuale inquinamento dell'aria, però in via precauzionale, tenendo sempre presente che la salute dei cittadini viene prima di tutto, abbiamo deciso di chiudere le scuole. Stamattina ho avuto notizie che il fuoco sostanzialmente oramai è spento e stanno proprio completando i lavori di sgombero dell'area. Sul posto i vigili del fuoco, impegnati per ore con escavatori speciali arrivati anche da Palermo. Le operazioni di smassamento e raffreddamento continueranno nelle prossime ore per scongiurare nuove fiammate alimentate soprattutto dalla plastica bruciata. L'ARPA ha avviato i rilievi sulla qualità dell'aria, mentre la Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. L'ipotesi più accreditata è quella del dolo. Il materiale che è andato a fuoco purtroppo era materiale già lavorato, quindi era un prodotto che doveva essere ceduto ai consorzi per essere riciclato. Non erano rifiuti da smaltire, ma era un vero e proprio prodotto che avrebbe generato profitti sia per noi che per i comuni che vengono a conferire. Ravanusa resta sotto shock. Il rogo ha lasciato paura e incertezza, mentre i carabinieri indagano per accertare le cause di una notte di fuoco che poteva trasformarsi in tragedia. Adesso ci spostiamo a Gela, una lite tra 2 ragazze per futili motivi, probabilmente di gelosia, si trasforma in qualcosa di davvero molto drammatico, perché un uomo di 34 anni cerca di separare le ragazze, cerca di sedare la lite, ma finisce colpito a coltellate. Adesso si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cannizzaro di Catania, ma sentiamo il servizio di GR Italia. Doveva essere una serata di svago, si è trasformata in una notte di sangue sul lungomare di Gela, uno dei luoghi simbolo della movida. Un banale litigio tra 2 ragazze è degenerato in un accoltellamento. Secondo le prime ricostruzioni, a finire nel mirino è stato un commerciante di 34 anni che si trovava nel locale con un gruppo di amici. Accortosi della lite ha provato a fare da pacere, ma qualcuno nel gruppo coinvolto ha reagito con brutalità. In pochi istanti è comparso un coltello, un fendente micidiale lo ha raggiunto alla spalla perforando un polmone. L'uomo è crollato a terra mentre tra i presenti si scatenava il panico. I
soccorsi sono stati immediati, prima il trasporto all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, poi il trasferimento d'urgenza in elisoccorso al Cannizzaro di Catania, dove i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La prognosi è riservata. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia. Gli agenti hanno ascoltato testimoni, raccolto indizi e stanno passando al setaccio le telecamere di sorveglianza. L'aggressore, subito dopo l'accoltellamento, sarebbe riuscito a dileguarsi. Gli investigatori lavorano senza sosta per ricostruire la dinamica e dare un nome e un volto a chi da un litigio banale ha trasformato una serata di festa in una scena di violenza. Settembre funestato da incidenti stradali tutti mortali. L'ultimo ad Agrigento, ha perso la vita una donna di 82 anni tra gli scontri in appena 48 ore. Ma sentiamo Adelaide Barbagallo. È un bollettino di guerra alla scia di sangue sulle strade siciliane. Si va al ritmo di una o più tragedie al giorno. Ad Agrigento 3 i morti in appena 48 ore. L'ultimo incidente questa mattina. A perdere la vita una donna di 82 anni, Lilla Contino. Si è schiantata con la sua piccola utilitaria contro un palo dell'illuminazione lungo Viale dei Giardini a San Leone. Si pensa al malore, ma non viene neanche esclusa l'ipotesi che qualcuno o qualcosa possa aver tagliato la strada all'anziana. Intanto la Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta sull'incidente costato la vita all'istruttore di tennis Marco Chiaramonte, finito con lo scooter contro un albero, forse per una buca, e sequestrato la sua salma. Poche ore prima un altro incidente, un pensionato di 72 anni, Francesco Rizzo Zangali, è stato travolto mentre era fermo con la sua auto da un'altra, guidata da un agente di commercio di 33 anni, indagato adesso per omicidio stradale. A Catania è stata aperta un'inchiesta sulla morte di Silvia Gulisano, di 29 anni. Il suo scooter trovato a terra lungo la circonvallazione, lei a poca distanza. Non si esclude che qualcuno possa averla speronata. Settembre non si è ancora concluso e sono oltre una decina gli incidenti gravi. A Scicli degenera in una lite tra gruppi di stranieri in pieno centro, ci sono 2 feriti, uno dei quali è in condizioni gravissime. C'è preoccupazione in città e il sindaco intanto ha chiesto un incontro urgente in prefettura. Veronica Barbarino. 2 feriti, uno dei quali un 28enne albanese in condizioni gravissime, piantonato all'ospedale Baglieri di Modica. E questo l'esito della sparatoria avvenuta ieri dopo le 13:30 in centro a Scicli, mentre in città c'era ancora tanta gente in giro. A fronteggiarsi e rincorrersi da Largo Gramsci a Via Leardi, a pochi passi dalla frequentatissima Via Penna, 2 gruppi composti da albanesi e tunisini. Sul posto dapprima è intervenuta la polizia locale, allertata da alcuni passanti, poi i carabinieri della tenenza di Scicli e della compagnia di Modica. Sono loro che stanno mettendo assieme i tasselli di un episodio che ha scosso la città. Sui gravi fatti è intervenuto anche il sindaco di Scicli, Mario Marino, con un post social. La nostra città merita serenità e convivenza pacifica, annunciando inoltre di chiedere con urgenza un incontro in prefettura per discutere e garantire maggiori controlli e sicurezza sul territorio. Tanti cortei e flash mob. Oggi è stata la giornata nazionale della mobilitazione per la Palestina. È stata molto alta anche l'adesione nelle piazze siciliane. Noi cominciamo a raccontarvela da Palermo. Marco Gullà. Di Palermo che hanno bandiere, cori, striscioni. Palermo si mobilita per la Palestina e per Gaza. In migliaia, secondo gli organizzatori circa 20.000, hanno sfilato dal Teatro Massimo verso il porto per lo sciopero generale dei sindacati di base, per solidarizzare col popolo palestinese e per sostenere la missione delle barche dirette a Gaza. In testa al corteo lo striscione con la scritta "Fermare il genocidio a Gaza". Fermiamo oggi la città, fermiamo l'intero paese per dire basta alle complicità dei nostri governi che sostengono un genocidio in atto, per difendere la Palestina, per difendere la Global Sumud Flottiglia, per lanciare un messaggio chiaro. Dai treni alle scuole, dai porti al trasporto locale, alla sanità, il paese in parte si è fermato. A Palermo molti studenti hanno aderito allo sciopero disertando le lezioni. Al corteo presenti anche tantissimi lavoratori. Fermare questo genocidio che si sta consumando in Israele e che appunto molte persone del governo italiano non riescono a fare qualcosa affinché finisca questo genocidio. Questo sciopero significa che il popolo, italiano in questo caso, ma europeo,
prende posizione al dispetto dei governi che stanno in silenzio a guardare questo genocidio. La storia purtroppo si ripete. Non possiamo restare inermi, saremmo complici di un genocidio e ce lo dovremmo rimproverare per tutta la vita. Le immagini si assomigliano, dunque grande partecipazione. Adesso andiamo a Catania, il corteo è partito dalla via Etnea per raggiungere il porto dove sosterrà in sit-in fino a questa sera. È andata per noi Eva Spampinato. Con le idee belligeranti dell'Europa potremmo essere un giorno tutti Palestina. Contro il genocidio che potrebbe essere un giorno il nostro, per la libertà e per i diritti. Anche Catania scende in piazza come il resto d'Italia, lo avevano annunciato i sindacati di base ed eccoli qua immersi in un fiume di bandiere che sfila per via Etnea e si ingrossa di ora in ora quando ad unirsi al corteo arrivano anche gli studenti delle scuole e dell'università. Si parla di Palestina, ma si parla anche di quelle che sono le condizioni di vita dentro le università e dentro le scuole. Quando un governo sceglie di aumentare le spese militari al 5% per soddisfare le richieste della NATO, per soddisfare le richieste di Trump, è chiaro che poi questi soldi vengono levati ad altri settori. Lo sciopero generale, che a Catania ha richiamato oltre 5.000 persone, terminerà alle 23 e le sigle sindacali catanesi che aderiscono annunciano un presidio fisso al porto di Catania fino a sera. A Catania dico siete in piazza, niente porti bloccati. Lo vedremo, perché secondo noi invece è fondamentale dare un segnale anche qui a Catania. Le persone comuni stanno facendo quello che non riescono a fare i governi e tantissimi hanno preso una posizione chiara anche rispetto al blocco. Sono 2 anni che viene massacrato un popolo che legittimamente ha diritto a quel territorio, quindi sono qua principalmente per questo. Poi sono sempre stata qua in piazza per i diritti dei lavoratori. Restiamo a Catania, ma cambiamo decisamente argomento. Partito proprio dalla città etnea, una iniziativa del Corriere della Sera, il racconto di un padre, e il padre appunto si chiama Gino Cecchettin. Sono un padre, ovviamente il riferimento è alla figlia, a Giulia, vittima di femminicidio. Ho trasformato il dolore, ha detto oggi agli studenti del liceo Cutelli di Catania, in qualcosa per lei. Sentiamo Desiree Ferlito. Sono Gino e sono un papà. È iniziato così il discorso di Gino Cecchettin agli studenti del liceo Cutelli di Catania. Parlare ai giovani, educare ai sentimenti e diffondere la cultura del rispetto, partendo proprio dalla scuola. Dopo la famiglia arriva la scuola. È lì che tutti i ragazzi in qualche modo vengono accompagnati dall'infanzia fino all'adolescenza e quindi riuscire anche nei momenti di scuola, nei momenti di formazione, anche per materie magari non solo umanistiche ma anche scientifiche, riuscire a dare quel contenuto, ecco, con l'educazione affettiva, che significa anche gestire le emozioni. È la missione di un papà, la cui figlia, uccisa nel 2023 con 75 coltellate dall'ex fidanzato che non si rassegnava alla fine della loro relazione, è diventata la figlia di tutti. Giulia rimarrà sempre mia figlia, ma essere diventata la figlia di tutti significa portare questo simbolo un po' in tutti gli italiani, sperando che lasci del bene come l'ha lasciato a noi. Ogni tappa prevede una settimana di incontri, laboratori e testimonianze per formare studenti e docenti alle competenze del presente e del futuro, ma insegnare agli studenti soprattutto la vita senza prevaricazione, partendo proprio dalla scuola. Gino Cecchettin sarà nei prossimi giorni a New York. Le Nazioni Unite lo hanno nominato rappresentante per l'Italia nella lotta contro la violenza di genere, ma il suo impegno sarà soprattutto con i giovani, nell'ambito del progetto del Corriere della Sera Campobus, che parte proprio da Catania per poi approdare a Roma, Milano e Verona. È stata veramente una sfida che mi sono posto per Giulia, perché lei era così, si prodigava quotidianamente per il prossimo. Ho cercato anch'io in qualche modo di poter interpretare quello che era il suo vissuto, sperando di riuscire a cambiare qualcosina. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi torneremo per la seconda parte, occupandoci subito di una protesta, una delle tante in questo momento nell'isola, nei confronti della nuova rete ospedaliera. A tra poco.
E siamo tornati in studio, andiamo adesso a Gela dove monta la protesta nei confronti della nuova rete ospedaliera. In particolare si parla di pazienti oncologici, ma ci spiega tutto Gerry Italia. Una mobilitazione che parte dal basso, dai malati oncologici e dalle loro famiglie, fino a travolgere comitati e associazioni. A Gela la comunità si ribella contro la mannaia dei tagli alla sanità e la prospettiva di un ospedale sempre più svuotato. Il riordino ospedaliero della regione rischia di cancellare reparti e posti letto, lasciando il Vittorio Emanuele con appena 147 unità attive. Numeri giudicati drammatici, soprattutto in un territorio già classificato come sito di interesse nazionale per l'elevato impatto ambientale, dove i dati oncologici e diabetologici raccontano un'emergenza in crescita. Dall'associazione oncologica FARC è arrivato un dato inquietante. A giugno noi abbiamo già i numeri dell'intero 2024, quindi ci ritroviamo ad avere più pazienti in quest'anno con lo stesso numero di medici dell'anno scorso. In poche parole abbiamo il primario e 2 aiuti. Quindi a giugno è stato fatto anche un concorso per avere medici in supporto in oncologia, però essendo per la maggiore tutti tirocinanti specializzanti in oncologia, non avendo posti letto attivato perché non abbiamo il personale, automaticamente è il cane che si morde la coda, quindi non possiamo attingere da questa graduatoria e poter portare gli specializzanti in oncologia come medici. Nell'aula consiliare del comune il confronto è acceso con il sindaco e la politica locale. In molti parlano di scelte contraddittorie. A Caltanissetta si attiva una nuova terapia intensiva neonatale, mentre quella promessa a Gela nel 2019 non è mai entrata in funzione, e la radioterapia potenziata nel capoluogo sottrae competenze al nosocomio gelese. La prossima settimana la Commissione Sanità dell'Ars dovrà esprimersi sul piano regionale. Intanto martedì una delegazione gelese sarà a Palermo per chiedere di essere ascoltata, ma il vero banco di prova arriverà giovedì, quando la città scenderà in piazza per gridare che la salute non può essere trattata come un capitolo di spesa. Adesso c'è un nuovo step verso la realizzazione dei termovalorizzatori in Sicilia, perché questa mattina è stato firmato a Palazzo Dorlian il contratto che avvia la procedura di realizzazione. Ma ci spiega tutto Manlio Viola. Con la firma del contratto fra la Regione Siciliana e il raggruppamento temporaneo di imprese guidato da CRIU entra nel vivo la realizzazione dei termovalorizzatori siciliani. L'appalto del valore di quasi 22 milioni di euro riguarda la progettazione di fattibilità tecnico-economica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la redazione della relazione geologica e del piano economico-finanziario di massima. Per completare questa fase il raggruppamento di aziende vincitrici ha a disposizione 150 giorni di tempo. La fase successiva sarà quella che permetterà di mandare in gara la costruzione vera e propria, con avvio dei cantieri previsto nel settembre del 2026, il prossimo anno, e tempi di realizzazione di 18 mesi, dunque con consegna di opere finite nella primavera del 2028 e avvio degli impianti previsto nel giugno 2028. Gli impianti stessi sono 2, sorgeranno uno a Palermo e uno a Catania, costeranno complessivamente 800 milioni di euro con i fondi già stanziati all'interno dell'accordo di coesione siglato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e saranno interamente pubblici. I 2 impianti avranno una capacità complessiva di 600.000 tonnellate annue e produrranno una potenza energetica insieme di 50 megawatt. Saranno il punto nodale del piano rifiuti regionale, che prevede anche 31 impianti di compostaggio, 24 biodigestori, 16 piattaforme tutte pubbliche di selezione del recupero per la raffinazione che sostituiranno e miglioreranno i vecchi impianti TMB. La mia sensazione è che la gente comincia a crederci, perché si è parlato tanto tempo in passato, leggendo la letteratura dell'argomento di questa iniziativa. Non dico che altri hanno fallito, però non è stato possibile farlo. Avete visto nelle immagini il presidente della regione Schifani, colpito quest'oggi da un grave lutto perché è morto il fratello Rosario Schifani di 78 anni, professore ordinario di elettrotecnica all'Università di Palermo. Rosario Schifani accanto al quarantennale impegno didattico ha svolto anche ampie attività di ricerca con numerose pubblicazioni internazionali che hanno consentito al laboratorio di elettrici da lui realizzato presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni di essere apprezzato in ambito europeo.
Adesso andiamo a Noto. Noto, insomma, le chiese di Noto, scelte molto spesso per matrimoni anche di personaggi molto noti. Beh, insomma, queste chiese non sono un set cinematografico. A lanciare questo monito è proprio il vescovo di Noto, Monsignor Rumeo. Sentiamo. Dare l'opportunità di potersi sposare anche facendo uso di addobbi che magari possono, come dire, lasciare un po' perplessi, però tuttavia, voglio dire, contribuiscono a far crescere come dire, l'economia della città. A Noto non si parla d'altro. La lettera che il vescovo ha indirizzato ai sacerdoti della diocesi, qui è l'argomento più commentato. Un matrimonio non può trasformare la chiesa in orto botanico o set cinematografico. Monsignor Rumeo chiede il rispetto degli spazi sacri. Sono d'accordo con il vescovo, perché non si deve esagerare. Ci sono altri luoghi poi per poter festeggiare come si vuole, magari il ricevimento successivamente si può addobbare la sala come si preferisce. La nota del vescovo è arrivata sabato scorso, qualche ora dopo il matrimonio dei VIP statunitensi David Stack e Alexandra Rogers. Per il loro sì, questa chiesa era stata trasformata in un negozio di fiori, così qualcuno l'aveva definita. Io ho visto la chiesa, forse magari era un po' eccessiva, troppo ricca di fiori. Hanno confuso il sacro col profano. Monsignor Rumeo, rintracciato da noi, preferisce non aggiungere altro a quanto messo nero su bianco. Noi non affittiamo una sala e non assistiamo ad un evento esclusivamente sociale, ha scritto, ma celebriamo la Santa Eucaristia. E intanto l'ufficio liturgico diocesano sta preparando il direttorio per la celebrazione dei matrimoni, un vademecum che qui in diocesi tutti dovranno rispettare. C'è un'altra pausa e poi un'ampia pagina dedicata al calcio con Palermo, Catania e le altre squadre di Serie C. A tra poco. Siamo al calcio, vigilia di Coppa Italia, oggi per il Palermo che domani scenderà in campo a Udine per i 16esimi di finale. Inzaghi farà turnover. Sentiamo Marco Gullà. Neanche il tempo di godersi la meritata vittoria sul Bari, che per il Palermo è già vigilia di campo. Domani sfida a Udine in Coppa Italia. L'Udinese in Serie A è avversario fuori portata per il Palermo, che però proverà ugualmente a giocarsi la qualificazione, o meglio la possibilità di affrontare la Juventus agli ottavi di finale. Inzaghi punta su un ampio turnover. Contro l'Udinese scenderanno in campo soprattutto i giocatori che finora hanno avuto meno spazio in campionato, con l'obiettivo di garantire minutaggio a tutto l'organico. Una scelta resa ancora più logica dal calendario. Il Palermo tornerà infatti in campo appena 4 giorni dopo, il 27 settembre, nella delicata trasferta sul difficile campo del Cesena. In avanti Vasic, unico giocatore di movimento a non essere ancora sceso in campo, dovrebbe partire titolare nel ruolo di trequartista. Al suo fianco è attesa la presenza di Leduaron, reduce dal gol realizzato contro il Bari. In attacco invece potrebbe esserci spazio per Corona, chiamato a far riposare poi Palo, o in alternativa Brunori come unica punta. Al Friuli domani fischio d'inizio alle 18:30. Veniamo alla Serie C intanto con il Catania che affronta una settimana decisiva dopo le recenti delusioni. Allo studio anche un cambio del sistema di gioco. Marco Carli. Settimana decisiva di possibili cambiamenti e soprattutto per Cerignola anche di alcuni rientri. Nel mezzo c'è Trapani, 2 partite difficili da giocare in trasferta e su un terreno misto, naturale e sintetico come quello del Provinciale e totalmente sintetico come il Monterisi di Cerignola. E dovrebbe essere la spiegazione del perché sarà utilizzato anche il Mazzola di Mister Bianco per preparare le partite che attendono i rossazzurri. 2 sfide ravvicinate che dopo la batosta di Cosenza e la delusione col Sorrento diventano uno spartiacque di questo avvio di campionato. E poi c'è il piano B, il sistema alternativo, una diversa soluzione prospettata da Toscano anche ai nostri microfoni dopo la partita di sabato. Sì, nelle soluzioni che dobbiamo trovare potrebbe essere anche quella di trovare la disposizione giusta per riempire meglio l'area, per essere più pericolosi, ma trovando sempre l'equilibrio giusto. Dunque emerge la possibilità di vedere 2 attaccanti più vicini, potrebbero essere Lunetta e Forte, e un centrocampo più folto davanti alla difesa.
prove, possibilità, magari già per Trapani, ma si verifica. Sugli infortunati, Donnarumma più Cerignola che Trapani, ma sono determinanti gli allenamenti di questi giorni. Caturano stringe i tempi, anche lui con ogni probabilità per la trasferta in Puglia per non rischiare un rientro anticipato. Una settimana importante, il Catania dopo le ultime 2 partite vuole cambiare rotta. Le altre di Serie C, quinto risultato utile per il Trapani, quinta invece sconfitta per il Siracusa che è sicuramente in profondo rosso. Ma sentiamo Sergio Colosi. Per Trapani e Siracusa giornata nel segno del numero 5. I Granata, imbattuti con il pari di Altamura, portano a 5 risultati utili. Dopo Crotone invece diventano 5 le sconfitte del Siracusa, sempre ultimo a 0 punti. Tra scelte e infortuni, turnover per il Trapani in vantaggio da Altamura prima del riposo con Vasquez. Granata poco cinici in contropiede. Rosafio di sinistro pareggia e nel finale Altamura sprecone con Ortisi e Silletti. È stata una partita abbastanza equilibrata, dove poi comunque abbiamo avuto noi la possibilità di fare il 2-1, ha avuto anche l'Altamura, quindi in virtù degli episodi ritengo un pareggio giusto che ci può stare. Se fossimo stati magari un po' più attenti nel gestire la fine della gara magari potevamo anche fare bottino pieno, però noi giochiamo una buona squadra, una squadra organizzata, una squadra che propone un bel calcio, quindi sicuramente venire a fare punti ad Altamura non è semplice. Mercoledì sera il derby al provinciale contro il Catania. A Crotone ancora una sconfitta, la quinta per il Siracusa. Farroni tiene in partita gli azzurri fino ai gol nella ripresa di Carnielutti e Gomez. Tra mercoledì e domenica prossimi doppio turno al De Simone contro Potenza e Cosenza. E adesso vi ricordo l'ampia programmazione sportiva della nostra rete, visto che è lunedì. Fra poco, dopo la sigla del telegiornale, daremo la linea ad Angelo Gagliano per anteprima corner, approfondimenti su tutto il calcio siciliano, mentre questa sera obiettivo sul Catania alle 20:45, come sempre con corner e come sempre condotta da Angelo Gagliano. Vi ricordo che Sicilia 24 tornerà alle 19. A tutti un buon pomeriggio.